A Ismirionis ci sono poche associazioni che si occupano di terzo settore, che contemporaneamente riescono anche ad avere uno sguardo sociale sul sociale, quindi sul rione. Roberto Coparoni da circa 10 anni con la sua Onlus Amici di Sardegna e Asecon opera e fa eventi qua nel cuore del rione di Ismirionis, in via Baronia. Qual è l'aria che tira nel rione? È un'area non buona, è una zona ricca di tensioni, ricca di contrapposizioni. Personalmente noto un certo e un forte disagio fra, come se ci fossero due livelli di società, no? Quella di serie A e quella di serie B. Qui a Ismirionis l'impressione che avverto è quella di una società di secondo livello, un pochino, come si può dire, emarginata, non coinvolta nelle problematiche, nella vita della città, insomma. E ne sono conferma anche le tante iniziative che vengono poste in essere, soprattutto in campagna elettorale, però quando la campagna elettorale finisce le associazioni o questi circoli spariscono e si rimane sempre da soli ad affrontare le problematiche, che possono essere quelle anche di dare la propria opportunità ad alcuni giovani, non solo di prestare attività nei lavori socialmente utili, no? Come sai, da qualche tempo collaboriamo con il Ministero di Grazia e Giustizia proprio per aiutare queste persone nel reinserimento sociale. Quali sono le criticità principali che ci sono dal suo punto di vista a Ismirionis? Se possiamo dare un nome capibile a tutti. Ma secondo me qui a Ismirionis ci sono ancora i baronati. Ci sono dei landi, insomma, dei regni che fanno capo a questo o a quel personaggio, e talvolta tutto questo può avere anche una connotazione positiva, nel senso che c'è qualcuno che si preoccupa dei problemi quotidiani che possono essere quelli della domandina per il certificato di disoccupazione, però dico, sarebbe anche venuto il momento di guardare alla vita di questo quartiere anche oltre, cioè fare un salto di qualità, uscire dalla sussistenza e uscire dall'indigenza, ovvero sì, abbiamo qua davanti un parco come il Parco di Monteclaro che presenta al suo interno delle testimonianze archeologiche di rara bellezza, di grande importanza. 100 anni fa abbiamo fatto degli scavi archeologici con gli scavi di emergenza con l'archeologo Nicola Di Sia, con l'autorizzazione della soprintendenza. Tiriamo fuori 2 corpi da una tomba punica e se vai oggi trovi un fosso senza neanche un cartello, una scritta che possa in qualche modo comunicare questa scoperta. Perché dico questo? Perché questo quartiere ha bisogno di cultura, ma non di una cultura formale, di una cultura vera che consente ai cittadini di essere inseriti nella vita quotidiana, non solo per andare nel circolo del baretto o farsi la partita a carte, con tutto rispetto per questi circoli. Bisogna fare un salto di qualità. Sembra che a questa zona di Cagliari non la si voglia dare questa possibilità.